Oggi è sabato 19 ottobre 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 19 ottobre 1866. Alle 7 di mattina, nell'Hotel Europa sul Canal Grande a Venezia, viene firmato da parte degli ufficiali dei rispettivi eserciti delegati allo scopo il verbale che consegna i territori del Veneto dall'Austria alla Francia. Alle 8 viene firmato un altro verbale che consegna il Veneto dalla Francia all'Italia. Trova così applicazione il Trattato di Praga del 23 agosto precedente, con il quale, al termine della terza guerra d'indipendenza, dopo la sconfitta con la Prussia, l'Austria si impegna a cedere i territori residui del Regno Lombardo-Veneto alla Francia, con l'intesa che Napoleone III li avrebbe consegnati a Vittorio Emanuele II previo lo svolgimento di un plebiscito che formalizzasse la volontà della popolazione di affrancarsi dal dominio austriaco. La consultazione viene organizzata per le giornate di domenica 21 e lunedì 22 ottobre 1866, anche se la cessione dei territori delle province venete e di quella di Mantova era già stata formalizzata il 19. E infatti il plebiscito si conclude senza sorprese, con 647.246 sì, solo 69 no e 371 voti nulli. A rendere memorabile la consultazione è il fatto che, sebbene il suffragio elettorale sia ancora unicamente maschile, anche le donne di Venezia, Padova, Dolo, Milano e Rovigo vogliono esprimere la loro volontà. Anche a Mantova 2000 donne esprimono la loro volontà, ma non vengono ammesse al voto e le loro schede vengono raccolte in urne separate da quelle ufficiali degli uomini. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.